Divieto di sosta con rimozione per la giornata di lunedì 18 dalle ore 17 fino a cessato bisogno in piazza Cavour nello spazio retrostante il monumento ai caduti. Divieto esteso anche per le vie Cesare Battisti, Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra le vie Battisti e Umberto, via Umberto, piazza Mazzini, piazza Capitano Vaccaro, via Margherita, piazza Cairoli e nella parte centrale di piazza Vespri. L'ordinanza, disposta dal Dipartimento Comunale Corpo di Polizia Municipale, si inserisce nell'ambito della Settimana Santa. Inoltre, per lunedì prossimo è stato disposto dalle ore 16:30 fino a cessato bisogno la chiusura parziale al traffico veicolare di piazza Capitano Vaccaro, chiusura applicata alle 19:30 anche in piazza Vespri. Alle 16:30 nella via Baronessa Mendola, direzione via De Gasperi, viene istituito il senso unico di circolazione. Per il venerdì santo, invece, dalle ore 8 fino a fine manifestazione, il divieto di sosta a ambulati con rimozione si istituisce nelle seguenti vie e piazze cittadine: piazza Cavour, via Cesare Battisti, Margherita, piazza Mazzini, via Umberto e piazza Capitano Vaccaro. Dalle ore 14 invece il divieto di sosta con rimozione in piazza Cairoli e via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la piazza Cairoli e la via Cesare Battisti. Dalle ore 8 di venerdì 22 aprile chiuse e parzialmente chiuse al transito veicolare fino al cessato bisogno le vie Liguria, Toscana, Arcomendola, Zanella, Bersagliere Urso, Grotta, Pirandella, Tenente Colonnello Stuto e Sottotenente Giglia. Dalle ore 14 alle ore 17 nella piazza Capitano Vaccaro sarà consentito il transito ai veicoli che trasportano persone con difficoltà motorie. Il settimo Dipartimento Comunale ha anche stabilito lo spazio dove i venditori ambulanti possono piazzare le loro bancarelle. Zona questa individuata nella via Roma, nel tratto compreso le vie Cola di Rienzo e San Calogero. Vietata la presenza di stand invece nei luoghi interessati dalla processione del Venerdì Santo. Il rispetto dell'ordinanza firmata dal comandante Gaetano Raia sarà garantito dagli agenti del locale corpo di polizia municipale e dai militari della tenenza carabinieri di via dei Mille.